Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me, la tua bontà mi segue e vai davanti a me. Io mi arrendo a te, io mi prostro e ti dono tutta Dio. La tua bontà mi segue e vai davanti a me. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà, canterò della tua bontà. Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti, pace nel Signore, che Dio vi benedica, che meraviglia poter essere qui con voi, che benedizione essere nella presenza del Signore stamattina. Vorrei dare i benvenuti a tutti, che il Signore vi benedica, che il Signore vi aiuti, che il Signore risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace. Questo è il giorno del Signore. Oggi è martedì 10 dicembre 2024. Noi siamo le Sheadamiti, Chiese Evangeliche Assemblee di Dio, Arca Missionaria Italiane, e siamo qua nella presenza del Signore per glorificare il suo santo nome. Io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi stamattina con molto piacere, con molta gioia per per adorare il Signore. adorare il Signore. Stavo pensando
Molte volte noi vogliamo dire le cose agli altri, molte volte noi abbiamo necessità di sfogare. Molte volte noi abbiamo necessità di sfogare un po' e parlare, vogliamo raccontare un po' la nostra storia, condividere i nostri dolori, ma mi fa ricordare stamattina della sorella Anna. Anna, una donna molto angosciata, addirittura attribulata da un problema che nessun uomo poteva risolvere. E molte volte noi ci troviamo in questa condizione, con un problema che gli uomini non possano risolvere. La parola del Signore dice che se parlo, il mio dolore non finisce. Allora, cosa vale parlare? Anna ha deciso di pregare, di parlare con il Signore, invece di parlare al suo marito, invece di parlare alle sue amiche, lei ha deciso di parlare con il Signore. Io non so quanto tempo Anna è rimasta in quella condizione di vita, ma la Bibbia dice che lei era molto attribulata perché non poteva avere un figlio, era sterile. Suo marito Eucana l'amava tanto, diceva io ti amo più di che 10 figli. Ma quello non era sufficiente per Anna. Molte volte le persone ci guardano e dicono ma ce l'ha tutto, non gli manca niente. Ma Anna aveva una tristezza nel cuore. Anna viveva la sua vita quotidiana, sorrideva, camminava, serviva, era una donna di casa, sistemava la sua casa, curava suo marito. Magari Anna aveva anche le amiche. E tutti sapevano il dolore di Anna, tutti sapevano ciò che Anna aveva bisogno, tutte le persone, ma non potevano aiutarla. Anna continuò la vita, però ha portato nel suo cammino quel dolore, quella tristezza. E ogni volta la parola dice che i pellegrini andavano verso Silo, dove c'era il sacerdote e l'arca del Signore, dove lì si offriva, portava l'offerta al Signore. E Anna in quel giorno, perché dopo il sacrificio le famiglie celebravano, festeggiavano, si radunavano, ma Anna non aveva motivi per festeggiare. La sua tristezza era molto grande. Infatti, se lei rimanesse lì in quella festa, magari non poteva dire niente a nessuno, non poteva raccontare niente a nessuno perché nessuno la poteva capire. Ma lei è rimasta nel tempio. Lei è rimasta nel tempio parlando con il Signore, versando la sua anima davanti al Signore. Alleluia. Molte volte noi decidiamo parlare
e sbagliamo tanto nel parlare. L'Apostolo Giacomo dice che esiste una membra del nostro corpo difficile di dominare, la lingua. La lingua è un pezzo del nostro corpo difficile di dominare, ma un cavallo grande si domina quando si mette nella lingua quel freno, e quel freno fa fermare tutto il cavallo. Molte volte, fratelli, noi abbiamo un equilibrio nel corpo, ma ci manca il freno nella lingua. E Anna ci dà questo esempio di non parlare, ma di che valeva parlare? Il Signore ci sta parlando stamattina. Invece di parlare, cercami. Invece di stare di là, di qua, raccontando a uno all'altro, perché a volte quando noi raccontiamo pensiamo che quello è sufficiente, che ci sfoghiamo, ma cosa è cambiato? Le persone a volte dicono, io mi sento anche meglio perché ho parlato. È perché non ha mai avuto un'esperienza con Dio. Perché quando noi abbiamo un'esperienza con Dio, che riusciamo a avere una intimità con Lui, noi decidiamo, invece di raccontare alle persone, raccontare a Lui, perché le persone non possono cambiare, possono soltanto sentire, e c'è un rischio di quelle persone condividere ciò che noi abbiamo parlato. Ma con Dio no. Alleluia! Con Dio è diverso. Noi raccontiamo la nostra storia a Lui e Lui non racconta a nessuno. No. Anzi, Lui agisce. Anna ha raccontato la sua storia a Dio, ha parlato al Signore, ha detto: Dio, io sono qui terribilmente attribulata. Non sappiamo ciò che Anna ha parlato. La Bibbia dice che Eli, sacerdote in Silo, guardava Anna e diceva, perché non la capiva, ma tu sei ubriaca, sei già ubriaca. E Anna poteva dire: Signore, sacerdoti, mi ascolti. La mia vita è così, è così. Mio marito c'è un'altra. Io vivo così. È un'angoscia, tante tristezze, ma lei non ha detto se non ciò che era necessario. E ha detto: non dire che la tua serva è ubriaca. No, non dire questo, perché io sono attribulata di spirito. Ho versato la mia anima perante il Signore. E quello è stato sufficiente, quella risposta è stata sufficiente. E Egli ha detto: vai in pace. E il Dio di Israele conceda la tua petizione. Alleluia. Vai in pace. Anna non si aspettava di avere una risposta come quella. No. Ma Dio sa sorprenderci, è vero? Lui sa sorprenderci. Molte volte noi pensiamo che quando preghiamo stiamo
lanciando parole al vento. No, no. Dio è un Dio che ascolta. Lui ascolta. Magari tu stia pensando che Dio non sta ti vedendo. Magari tu stia dicendo, ma il Signore non sta vedendo nulla. Tutto questo che sto affrontando, continuo così, in questa stessa condizione. Ma vale la pena piangere davanti al Signore. Perché la parola dice che Lui ha un odre, un calice che raccoglie le nostre lacrime. Perché nelle lacrime ci sono storie che le parole non riescono a raccontare. Se a te ti mancano le parole, ti invito a piangere davanti al Signore. Perché nelle tue lacrime ci sono parole, frasi che lo Spirito Santo trasmette al Padre. Alleluia. Che benedizione. È buono servire al Signore. È meraviglioso servire a Lui. Lui è con noi. È la nostra forza, nostro sostegno, amico fedele. Amen. Preghiamo al Signore stamattina. Ho ricevuto una richiesta di preghiera. Vorrei mandare un saluto ai fratelli di Shea Damiti. Che Dio vi benedica. Tutti i fratelli di Shea Damiti, fratelli che sono in Italia, ai fratelli d'Italia, che il Signore vi benedica abbondantemente. Ricevete il mio abbraccio. Che Dio vi benedica abbondantemente. Tutti i fratelli dei settori ecclesiastici di Shea Damiti, sia a Firenze, a Pisa e a Verona. Che il Signore benedica tutti in nome di Gesù. Se ancora non seguiteci su questi profili di Instagram, io vorrei invitarvi a seguiteci. Shea Damiti settore 01, Shea Damiti settore 02 e Shea Damiti settore 03. Che Dio benedica ognuno in nome di Gesù. Vorrei anche, fratelli, mettere disponibile il nostro contatto, il nostro numero di WhatsApp 351 360 4320 più 39 351 360 4320. Questo è il nostro numero di WhatsApp, che potete mandare il vostro messaggio, un suggerimento, una richiesta di preghiera, la testimonianza. Volete parlare, avete anche questo canale. Che Dio vi benedica in nome di Gesù. Vorrei anche ringraziare ai nostri fratelli che partecipano con noi della campagna missionaria 2025. Questa è la nostra campagna missionaria 2025. Che il Signore benedica i nostri cari fratelli che sono con noi a partecipare di questa campagna. Il proposito di ristrutturazione del palazzo a Monticerboli Pomarance, dove funziona già la chiesa a Pomarance e anche dove funzionerà la casa d'accoglienza per i missionari e i sacerdoti. Che Dio benedica ognuno che partecipa, che contribuisce, che è veramente
questo strumento di Dio per la missione, sia in preghiera, sia contribuendo. Che il Signore vi benedica in nome di Gesù. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Preghiamo al Signore. Ho ricevuto una richiesta di preghiera della sorella Odovia, e la sorella Odovia chiede di preghiera per suo nipote che è al Maier. Preghiamo per questo ragazzo, il ragazzino che ha bisogno delle nostre preghiere. Gloria al Signore. Sono molte le necessità, ma il Signore è buono. È Lui che ci assiste, che ci sostiene. Gloria a Dio. Preghiamo per i fratelli di Seadamiti, preghiamo per questo progetto missionario, preghiamo per i nostri missionari, Marco Lillo, Denise, Enea, la missionaria Jamili, la missionaria Carminha, che sono nel settore di Pisa. Preghiamo anche per i nostri missionari di Verona, Giovanni, Dariana. Preghiamo anche per i nostri operai qua a Firenze, tutti i fratelli di Firenze, sia della base di Scandici, sia della base di Firenze Portal Prato. Preghiamo perché il Signore continui aiutando il suo popolo. Preghiamo per la missionaria Lia, pastore Davide, perché loro possano avere più possibilità di servire il Signore, di essere con noi. Preghiamo per la salute della missionaria Lia, che questi giorni ha avuto una fortissima influenza, ma il Signore è grande e Lui la salute. E non dimenticare in questa preghiera di presentare tutto il programma di evangelizzazione di questa fine anno, i concerti di fine anno, che tutti i fratelli delle basi missionarie possano partecipare di questi concerti e portare una persona in quel giorno, una persona non evangelica in chiesa, perché lì possa sentire la parola di Dio. Certamente lo Spirito Santo è pronto per convincere queste anime. Possiamo seguire avanti. Preghiamo per i fratelli neofiti nella fede, i fratelli che da poco si sono convertiti. C'è un ragazzo che si chiama Jesus, c'è un altro che si chiama Paolo, una sorella che si chiama Teresa, un'altra che si chiama Mafalda, un'altra che si chiama Elsa. Questi giorni abbiamo avuto queste 5 persone che hanno preso decisione per il Signore e hanno confessato Gesù Cristo come Signore e Salvatore della loro fede nella riunione pubblica dove noi siamo qua a predicare la parola ogni domenica alle 10:30 in Portal Prato, a Portal Prato, in via Il Prato 40 Rosso, siamo qua a predicare la parola, e anche in via di San Giusto 2 Firenze siamo alle 4 lì a predicare la parola di Dio. Preghiamo, fratelli, per tutti i missionari nel mondo, preghiamo per il nostro fratello Marco di Spagna, la sua famiglia, preghiamo per i missionari di Germania che cominciamo oggi a salire, a fare la strada verso Monaco. Preghiamo per loro, per i loro figli,
Preghiamo per i nostri fratelli che sono lì già in Germania che ci aspettano. Preghiamo per i fratelli di Inghilterra, per i fratelli di Portogallo, per i fratelli di Svezia, la missionaria Mirella, preghiamo per lei. Preghiamo per i fratelli di Romania, la missionaria Sorina. Un abbraccio Sorina, che Dio ti benedica carissima. Vogliamo anche pregare per i fratelli di Albania, tutto l'est europeo, perché il Signore possa benedire quei paesi nel nome di Gesù. E preghiamo per la nostra Italia, carissima Italia. Fratelli d'Italia, ascoltatemi. Il Signore conta su di voi. Ascoltatemi. Il Signore conta su di voi. Alzatevi per combattere, perché i tempi sono difficili e Dio vuole fare d'Italia un vivaio missionario. Non dimenticare che questo paese nel passato, tramite Roma, Dio si è servito di questo paese per espandere il Vangelo, il cristianesimo, e sarà anche adesso. Il Signore si servirà d'Italia per benedire il mondo, per raggiungere le nazioni che hanno bisogno di sentire parlare di Gesù Cristo. Fratelli d'Italia, stendiamo le mani verso le nazioni, verso i popoli del mondo, perché possiamo essere strumenti di Dio per la gloria del suo santo nome. Gloria al Signore. Preghiamo. Dio è grande. Signore è grande. Alleluia. Preghiamo in nome di Gesù. Padre Santo, in questo momento siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti di questa opportunità, del privilegio che ci dai di essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo nome. Grazie Signore di questa mattina che ci dai, di questa opportunità felice di essere qui insieme ai miei fratelli per pregare. Grazie Signore perché fino qui tu ci hai aiutato e so che ci porterai ancora avanti con le tue mani potenti, perché senza di te non possiamo fare nulla. Perdona i nostri falli, i nostri errori, le nostre iniquità, Signore. Tutto ciò che abbiamo parlato, i nostri sbagli, perché tante volte, Signore, noi parliamo troppo. Ma ti prego, Signore, di aiutarci a dominare la nostra lingua, a mettere un freno sulla lingua perché questa lingua non venga a contaminare il corpo, non venga a causare morti agli altri, non venga a incendiare una foresta. Signore, che la nostra bocca sia fonte di benedizione, perché tu ci hai dato ordini di benedire e nelle nostre bocche, sulla nostra bocca, hai messo un cantico nuovo, hai messo una benedizione, hai messo le parole di vita. Signore, purifica le nostre labbra dal peccato, dalle parole cattive.
Oh Signore, come hai toccato sulle labbra di Isaia con quel carbone, tocca oggi e purificaci, perché possiamo avere sulle nostre labbra parole di edificazione per gli altri. Signore, perdonaci quando abbiamo ferito con parole quelle persone che non dovevamo ferire. Oh Signore, ma la tua parola dice che la parola calma, frena la rabbia. Oh Signore, ho imparato da piccolo che quando uno non vuole, due non litigano. Oh Gesù, lavora in noi, Signore. Lavora in noi perché possiamo essere veramente ambasciatori di pace dentro le nostre case, in chiesa, al lavoro, sulla strada, quando siamo a guidare la macchina. Signore, che possiamo essere ambasciatori di pace, non di contese, di pettegolese, né di discordia, né di litigio, né strumenti del diavolo che usa le parole per aprire ferite ai cuori degli altri e anche ai nostri cuori. Ti prego stamattina di guidarci in ogni cosa. Ti prego di essere con noi nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, dandoci la saggezza nel parlare, Signore. Metti un guardiano sulla nostra bocca, perché possa guidare le nostre parole, Signore. In nome di Gesù, ti prego stamattina per le persone malate, visita quelli che sono in ospedale, visita quelli che sono a casa. Ti prego per questo bambino, nipote di Odovia, visita questo ragazzino, Signore, lì al Maier. Guarisce quel bambino, libera, Signore, quel bambino, perché tu puoi trasformare quella vita. Tu puoi, Signore, mandare via quel male della sua vita. Tu puoi trasformare quella malattia in salute e confondere i medici che dicono che è irreversibile. Ma tu sei il Signore, tu sei la via, la verità e la vita. E niente è possibile a te, Signore. Dove c'è la morte, Signore, trasforma in vita stamattina. Dove c'è la tristezza, cambia in gioia. Dove c'è angoscia, trasforma in gioia nella tua presenza. In nome di Gesù, Padre, ti prego stamattina di visitare i carceri. Visita quegli uomini, quelle donne, Signore, che hanno sbagliato e sono lì per i loro errori, ma anche ci sono persone innocenti. Ma tutti sono vittime del diavolo, Signore, perché si sono lasciati trascinare da questo mondo che è dominato dal diavolo, ma fa risplendere la luce dentro quei carceri, Signore, tramite gli uomini e donne che si disponibilizzano a portare la tua parola lì. Ti prego una protezione speciale a loro, verso di loro, perché possano lì trasmettere la tua parola e la parola farà
farà liberi quegli uomini e quelle donne, in nome di Gesù. Ti prego per i nostri missionari, benedice le basi missionarie, provvedi ogni bisogno, dà la salute ai nostri missionari, libera ognuno del male, dagli la saggezza per operare nel tuo nome, Signore. Manda uomini e donne nelle basi missionarie che siano aiuto efficace, servitore nel tuo regno, nella tua vigna, in nome di Gesù. Ti prego per la ristrutturazione della base missionaria a Monticerboli, del palazzo lì che servirà come casa d'accoglienza ai missionari e ai sacerdoti. In nome di Gesù, Padre, ti prego che tu possa provvedere a ogni bisogno di quella ristrutturazione. Tocca nei cuori, manda le risorse, benedice il tuo popolo, Signore, che è la via, il mezzo che tu ti servi per fare espandere il tuo regno. Sono i cuori generosi, le mani generosi, che sono gli strumenti per la tua gloria, per la crescita e l'avanzamento della tua opera. Benedici le famiglie, le cause. Signore, ti prego, Signore, aiutaci in ogni cosa. Guidaci in questo viaggio fino in Germania, sia nell'andata come nel ritorno. Glorifica il tuo nome lì. Signore, in nome di Gesù, benedice ogni persona, Signore, di questa Chiesa, i fratelli d'Italia, dal nord al sud. Risveglia questa nazione, benedice il vivaio missionario, il seminario di preparazione per i credenti e per i missionari. In nome di Gesù, Padre, ti prego, continua con noi, aiutaci in ogni cosa, sia con noi, con i tuoi servi, oggi e sempre, in nome di Gesù. Amen. Gesù abita in questa casa, Gesù abita in questa casa, Gesù abita in questa casa, Gesù abita con questa famiglia. Che allegria, che meraviglia, Gesù abita con questa famiglia. Che allegria, che meraviglia, Gesù abita con la tua famiglia. Amen. Glória a Dio. Fratelli, che il Signore vi benedica. Prima di finire vorrei invitare tutti i miei fratelli che ci vedono su questo canale a partecipare del vivaio missionario. Il vivaio missionario è una scuola e un seminario per i credenti e i missionari, per la crescita spirituale sia dei credenti e sia per la formazione dei nuovi missionari. Quindi questo anno, volendo il Signore, quest'anno di 2025, volendo il Signore, noi del Vivaio Missionario svolgeremo una scuola biblica per i cristiani, per i fratelli che vogliono crescere nella parola, crescere in grazia, in conoscenza. E durante quest'anno di 2025 noi avremo 4 moduli che saranno sviluppati in 4 periodi di 3 mesi ogni periodo. Quindi saranno 4 moduli, ogni modulo 3 mesi, dove noi parleremo ogni modulo di un Vangelo. Il primo modulo sarà il Vangelo di Matteo, il secondo modulo il Vangelo di Marco, il terzo modulo il Vangelo di Luca, il quarto modulo il Vangelo di Giovanni. Se volete partecipare di questa scuola biblica, che è il Vivaio Missionario, potete parlare con noi e mandare su
WhatsApp la vostra richiesta dicendo io voglio partecipare della scuola biblica. Questa scuola biblica funzionerà sulla piattaforma online, noi saremo in una videoaula, che non è una videoaula registrata, che potete vedere dopo, invece sarà una videoaula presenziale dove io sarò a trasmettere quella lezione e voi sarete da casa o ovunque siate a vedere la lezione. Quindi sarà molto comodo per tutti partecipare di questa scuola biblica di formazione e faremo questo percorso insieme. Abbiamo un materiale didattico e l'iscrizione si è fatta tramite questo numero di WhatsApp. Mandate vostra richiesta dicendo voglio partecipare della scuola biblica Vivaio Missionario e ricevete il modulo di iscrizione. Così noi diremo tutto che dovete fare e anche direzioniamo il modo che potete fare il vostro contributo per partecipare di questo corso. Che Dio vi benedica, vi auguro una giornata benedetta nella presenza del Signore. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti, oggi, domani e per sempre. Amen. Buona giornata. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con la divina esaltiamo. Dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tua Signore sei re. Proclamando re.